E ben trovati amici, sempre solo su Studio 90 Italia, solo musica italiana. Abbiamo il piacere di chiacchierare un po' con un artista che si è fatto conoscere e si sta facendo conoscere moltissimo, una nuova promessa del rap e dell'hip hop. Sto parlando di Anagogia. Buongiorno, Ciao. ciao! Senti, sei uno dei più validi interpreti in questo momento del panorama hip hop italiano, stai facendo davvero tante cose, quest'album finalmente pronto ad uscire. E parlando, guarda, io sono Paola 4, insomma, quando ho sentito che c'era un singolo che si chiamava 4, sono impazzita. Quindi, Sì, è il prossimo singolo quello che deve uscire. ecco, sei il numero 4, in effetti, insomma, gioco in casa, ma perché? È la domanda che fanno spesso anche a me, ma perché 4? Beh, 4 in realtà è, diciamo, una conclusione che è venuta fuori pensando un po' al mondo, visto come una sorta di corsa all'oro per arrivare sul podio. E il podio è costituito da 3 posti, quindi in una corsa per arrivare su uno dei 3 posti io mi sento il quarto, perché non ho proprio voglia di correre per arrivare dove arrivano tutti quanti, anzi mi girerei e andrei dalla parte opposta, capito? Bisogna E distinguersi, quindi, no? come? Bisogna distinguersi, essendo il numero 4, insomma, Esatto, non è la solita cosa. più che bisogna distinguersi è quello che cerco di fare io, perché non voglio finire a essere, diciamo, una pecora bianca come tutte le altre, nonostante magari la pecora nera è mal vista. Come nasce la voglia di cominciare a lavorare proprio su quest'album e soprattutto sul tuo stile, che è uno stile che ormai sta andando fortissimo, il rap, l'hip hop, il Beh, freestyle? io prima del rap venivo dal punk, cioè io ascoltavo punk e ero uno stile molto di vita punk. Poi il rap diciamo che mi ha catturato, però quando uno va ad ascoltare, diciamo, le mie canzoni o la musica che faccio in generale, può notare in questo rap, tra virgolette, una sorta di contaminamento da parte del punk o anche dell'elettronica, che è un genere che sto vivendo molto ultimamente. Io non ho uno stile in realtà, se devo dirti la verità, proprio faccio rap perché è il genere che mi sento più mio e faccio musica perché sento il bisogno di farla. Non sono una persona che, diciamo, va in studio con l'idea già pronta e si mette lì e lavora, cioè sono più una persona che costruisce tutto sul momento. Quindi non è una cosa meccanica, insomma. Tu ti sei fatto conoscere ad MTV Spit con il talento che hai dimostrato nel freestyle, poi è nato questo lavoro, ci sono tante collaborazioni all'interno, si parla di tanti argomenti, si parla di droghe, si parla di supereroi, insomma, anche droghe, ho ascoltato, è molto molto originale, ci sono anche dei messaggi forti. Beh sì, in realtà quel pezzo è stato chiamato soprattutto così perché volevo che arrivasse subito all'occhio dell'ascoltatore, perché comunque quando vedi un titolo di una canzone di un rapper che si chiama Droghe, la prima cosa che pensi è, ecco, il classico rapper drogato che parla delle droghe e Ma che si sfascia invece? tutto il giorno. E invece è semplicemente un pezzo che si chiama Droghe perché riporta semplici esempi di vita, con una metafora su ogni tipo di droga che si può trovare al mondo. E poi ci sono anche tanti messaggi che riguardano la musica perché parla anche, io l'ho ascoltato, della musica che poi alla fine è una droga. Sì, assolutamente, comunque in quel pezzo la prima strofa si conclude dicendo questa musica è eroina perché me la sento nelle vene, quindi è abbastanza forte magari come messaggio, ma altrettanto vero metaforicamente parlando. In quest'album ci sono anche delle collaborazioni con altri tuoi colleghi che comunque in linea di massima hanno uno stile abbastanza vicino al tuo, come Enzi, come Zuli, come Rage. Com'è stato collaborare con loro e come vi siete trovati? Avete la stessa linea di pensiero? Insomma, perché poi è Beh, una denuncia spesso, no? beh sì, assolutamente, come tu hai già detto, era uno stile che ci accomunava al nostro, quindi lavorare assieme, collaborare è avvenuto in maniera abbastanza spontanea poi comunque, perché quando ti ritrovi ad apprezzare i lavori di un artista significa che molto probabilmente con i tuoi stessi lavori a lavorare assieme a questo artista potresti trovarci bene, perché molte delle cose che fa lui le rivedi nelle tue idee e le faresti anche tu. Quindi sì, mi sono trovato molto bene e mi sono piaciuti molto i risultati finali di queste collaborazioni.
E poi parli anche d'amore, chiaramente non può mancare l'amore all'interno di quest'album. È E un amore un po'... dice che hai fatto male a un po' innamorarti. come amore, il mio amore. No, perché ascoltavo Ho fatto male a innamorarmi, dice che hai fatto male a innamorarti nel brano Supereroi. Sì, poi c'è anche il brano Temporale con Zuli che è abbastanza Drammatica come pesante, cosa. anche quello drammatico, però sì, diciamo che il disco l'ho chiamato Pillole proprio perché è stato una sorta di sfogo verso tutto ciò che nella mia vita in quel momento mi stavo opprimendo e schiacciando fino a portarmi a essere continuamente stressato, quindi su quel disco non possiamo sicuramente trovare argomenti, tra virgolette, presi bene. Perciò diciamo che io parlo di amore in questa maniera per il semplice fatto che in quel momento della mia vita l'amore mi stava un attimo tirando un brutto scherzo, e quindi ho deciso di sfogarlo così piuttosto che magari fare veramente quello che dico nelle canzoni poi. Allora è stato un bene per chi ascolta e un bene anche per te, immagino. Senti, Marco Magnezzi, il tuo vero nome, non ti ho chiesto perché anagogia, molti se lo chiederanno, quindi è una domanda so Sì, dai, scontata, però te pensavo lo di essermi chiedo. salvato Non per te l'ha chiesto stavolta da nessuno, questa immagino. domanda. Non te l'avrà chiesto nessuno, immagino. Allora, guarda, in realtà il termine anagogia nasce dal fatto che io decisi di fare musica e per fare musica avrei assolutamente odiato il fatto di tenere il mio nome e cognome, perché comunque quando la musica viene considerata arte e tu vieni considerato artista, secondo me devi camuffare ciò che è la persona vera e l'artista, li devi un po' separare. Quindi decisi di scegliere un nome, però dopo averci pensato così tanto tempo da arrivare a una conclusione come no, finché ci penso non mi verrà mai, allora ho deciso di prendere un vocabolario, aprire una pagina a caso e venne fuori anagogia. Ed è sicuramente un'ottima scelta. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Guarda, non so perché, ma ascolteremo la traccia 4 che ha come titolo 4. Ringrazio Anagogia per essere stato con noi. Ringrazio te. Il 28 aprile uscirà quest'album, acquistatelo perché è sicuramente un album da ascoltare. Da Paola 4, per ora è tutto. Grazie Anagogia, sentiamo proprio 4. Ciao Paola, Ciao grazie a mille. te, ciao ciao. Uno, no, sono il numero 4. 2, no, sono il numero 4. 3, no, sono il numero 4. Come? Mi sono sempre sentito diverso dagli altri, mi perdo tra sguardi, quanti traguardi che c'ho davanti a soltanto 20 anni. Da piccolo a grande, per essere grande agli occhi del pubblico anagogia. Fine 18 è un'agonia, poi passano subito, questa è la mia testimonianza di quello che ho creato. Mai stato sul podio, ho sempre sbagliato. Dammi dello sfigato, sulla mia vita tu che cazzo parli, è la legge di Marte.